Grazie Sindaco, Mario Conte, Presidente dell'ANCI, per la disponibilità a un'intervista, una riflessione sul futuro del welfare, richiesta in qualche modo da Veneto Welfare e dalla Regione Veneto. Grazie ancora per la disponibilità, Sindaco. Grazie a voi e grazie per questa opportunità. Allora, ci siamo permessi di disturbarla in un momento caldo, voglio dire, stiamo uscendo da un'emergenza sanitaria con dei numeri che sembrano essere in questo periodo molto positivi, per entrare però, e questa è un po' una nota dolente, in un'emergenza economica che nei fatti sta mettendo alla prova imprese e cittadini. Una prima domanda che le poniamo è: cosa sta succedendo, come sta affrontando lei il tema, ma soprattutto quali sono le domande principali che vengono rivolte agli enti locali in una logica poi anche di richieste di welfare territoriale. In realtà difficoltà economiche che sono cominciate quasi dall'inizio è che prima la paura dell'emergenza sanitaria prevaleva rispetto alle preoccupazioni. Noi però nel ruolo dei sindaci, che consentitemi anche di ringraziare perché è stato un ruolo da equilibristi tra la paura dell'emergenza sanitaria, le preoccupazioni economiche per quanto riguarda le partite IVA, le attività, i bilanci familiari, e oggi abbiamo anche la paura, il timore, le preoccupazioni per quanto riguarda i bilanci comunali. Nonostante tutto questo vortice di emozioni, di preoccupazioni, di paure, noi abbiamo comunque dovuto far fronte sia da un punto di vista psicologico, ma soprattutto da un punto di vista pratico, a quelle che sono state le nuove esigenze per quanto riguarda i cittadini. Vi do un numero. Marzo 2019, marzo 2020 sono quintuplicate le richieste di aiuto per quanto riguarda il mio comune, ma posso tranquillamente dire che sono quintuplicate in tutti i comuni, perché la nuova povertà che si è creata a causa di questo stop da coronavirus ha di fatto paralizzato tutto un mondo dei professionisti, dei commercianti, che fino a prima del coronavirus invece riusciva a mantenere corretto il proprio regime di vita, e quindi non c'erano quelle difficoltà. Oggi noi abbiamo un'ulteriore fascia di cittadini che è entrata nella zona di difficoltà, una zona di povertà temporanea, sono convinto, che però va sostenuta, va aiutata, e va aiutata con provvedimenti immediati. Non possiamo di certo star qui ad aspettare che lo Stato dia le risposte che deve dare, ma i comuni si sono fatti parte attiva nell'anticipare e nel mettere in campo azioni concrete di sostegno alle famiglie, alle partite IVA, tenendo anche conto che i bilanci comunali si sorreggono sulle entrate tributarie e sui trasferimenti dallo Stato. Entrate tributarie che sono state di fatto sospese, trasferimenti dallo Stato che speriamo arrivino. Però fino ad oggi noi abbiamo comunque cercato di far fronte a quelle che sono le nuove esigenze della nostra comunità, mettendo a rischio di fatto i bilanci comunali. Speriamo che arrivino. Il suo finale è contenuta una sintesi, i numeri non hanno pietà, c'è un'emergenza sanitaria, come ha detto giustamente lei, che si sta sommando a un'emergenza economica già fin dall'inizio, ma soprattutto un'emergenza occupazionale. Quello che sta facendo la Regione Veneto è avviare subito politiche di sostegno al reddito. Proprio in questi giorni sono stati messi come Regione disponibili milioni di euro per sostenere le imprese, e sono fondamentali non solo secondo lei per l'emergenza, ma anche oltre l'emergenza, vero? Sì, assolutamente sì, anche perché se noi torniamo indietro di 3 mesi, comunque troviamo un tessuto economico in sofferenza, perché non è che stavamo benissimo prima, però riuscivamo comunque ad andare avanti con la programmazione, con la ricerca. E oggi invece, a causa di questo stop, siamo tutti quanti di fatto precipitati di un gradino più sotto, con le conseguenti difficoltà che sono molto evidenti. Per fortuna, lo dico con grande sicurezza, la Regione Veneto è intervenuta in tempi anche ottimi, diciamo, perché purtroppo siamo abituati ad intervenire sempre prima dello Stato. Dico purtroppo perché sarei ben felice di vivere ed amministrare in uno Stato che arriva molto prima dei comuni, perché significa che sono senza burocrazia, sensibili e veloci. Evidentemente oggi non è ancora così, si sente tanto parlare di decreti, di sostegno alle famiglie, sostegno alle partite IVA, però di concreto dopo 3 mesi
non abbiamo ancora visto niente al netto dei buoni spesa alimentari, che credetemi è un po' pochino, importanti ma pochino. E quindi noi dobbiamo comunque riuscire a dare risposte. Quindi grazie alla Regione, grazie comunque alle singole iniziative delle amministrazioni comunali, che però possono avere la forza che possono avere perché sono iniziative esclusivamente locali, però siamo riusciti a tamponare delle difficoltà che vedono coinvolta tutta la comunità, perché la differenza rispetto ad altre crisi è che qui, come si suol dire, siamo tutti dentro la stessa barca, tutti siamo stati costretti a fermarci, siamo stati chiamati a rimanere chiusi in casa, a chiudere la produzione delle fabbriche o abbassare le serrande dei negozi. Quindi le difficoltà è di tutti, che va però ad aggiungersi alle difficoltà che c'erano già prima. Quindi una situazione sicuramente complicata, ma anche grazie alle iniziative della Regione Veneto riusciremo sicuramente a superare questo momento con soldi veri, liquidità vera che andrà nelle tasche dei nostri imprenditori e delle nostre famiglie. Ecco, in questo, come dicevamo, proprio in questi giorni è stata data una forte disponibilità economica, si parla di oltre 300 milioni di euro solo in Regione Veneto, nonostante gli ammortizzatori sociali siano di competenza statale, ma le politiche del lavoro sono di competenza regionale, quindi è per questo che ci siamo ripresi la nostra autonomia, non concessa, ci siamo ripresi la nostra autonomia e abbiamo spinto molto per la disponibilità delle risorse. Lei nel pieno della pandemia chiedeva l'ordine ai cittadini, lo ricordiamo tutti, state a casa, e la sua presenza è stata una presenza importante di sicurezza. Come è percepito oggi il futuro, secondo lei, dai cittadini? C'è fiducia? C'è paura? Quali sono le sensazioni? Ma io devo dire, ho trovato una comunità decisamente motivata a ritrovare quella quotidianità, quella cosiddetta normalità anche nei rapporti interpersonali che ci manca tanto. Ovviamente non mancano le preoccupazioni. Io credo che un po' di maggiore stabilità da un punto di vista politico aiuterebbe i nostri cittadini a sentirsi sostenuti da uno Stato che in questo momento comunque ha dovuto gestire un'emergenza davvero straordinaria e tra l'altro con degli aspetti anche sconosciuti, perché mai prima d'ora la politica moderna aveva dovuto affrontare un'emergenza con queste caratteristiche. Credo che il Veneto abbia dimostrato sia nella fase 1 della gestione dell'emergenza sanitaria, che è stata la stella cometa delle regioni, perché siamo stati i primi ad entrare, ma soprattutto, ci tengo a sottolinearlo, i primi ad uscire, grazie alla grande professionalità, alla grande passione, al grande cuore messo in campo dall'azienda, da tutti gli operatori dell'azienda della sanità veneta e dalle scelte lungimiranti del nostro governatore Zaia. Oggi credo che con le iniziative che proprio in questi giorni la Regione ha presentato stiamo dando dei segnali importanti anche da un punto di vista economico, così come lo stiamo facendo a livello comunale. A Treviso, per esempio, cito l'iniziativa, quella dei Treviso Found, che è stata una sorta di microcredito alle partite IVA che siamo riusciti ad ottenere in tempi brevi con delle condizioni stabilite dall'amministrazione e soprattutto liberi dalla burocrazia. Allora mi chiedo, ma perché la Regione, i comuni del Veneto riescono a portare a casa certi risultati, ovviamente con grande determinazione, e questo non riesce a farlo lo Stato? Questa è la grande domanda e il grande rammarico, perché al netto della polemica politica, che non mi interessa assolutamente, noi abbiamo bisogno di avere uno Stato forte, soprattutto in questa fase post-emergenza sanitaria. Noi dobbiamo riuscire a far valere il nostro DNA, le nostre caratteristiche, la nostra bellezza, ma non solo del Veneto, che è straordinario, di tutta Italia, perché abbiamo la fortuna di vivere in un paese straordinario. Noi in Veneto ci stiamo imponendo, lo stiamo facendo grazie proprio a quelle caratteristiche personali dei veneti che ci hanno reso grandi e che oggi ci consentono di rialzarci in piedi, ingegnarci nel trovare quelle risposte che magari tardano ad arrivare dallo Stato e soprattutto proiettarci verso il futuro. Ovviamente qualche preoccupazione
c'è, è evidente, è naturale, però c'è tanto ottimismo e tanta consapevolezza che siamo una comunità straordinaria, fatta di grandi imprenditori, fatta di grande qualità, di grande storia, turismo, prodotti, insomma abbiamo tutte le carte in regola per poter rialzarci in piedi e rimetterci a correre con grande determinazione e soprattutto andare a riprodurre tutti quei posti di lavoro che anche in questa fase sono stati persi. Grazie Sindaco per la sua disponibilità. Noi non le portiamo via altro tempo sapendo quanto prezioso questo tempo sia in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Veneto Welfare, proprio nella concretezza, come da lei richiamato, sta portando avanti delle iniziative che permetteranno di attivare ulteriori risorse a sostegno reale delle imprese e del territorio. Uno degli obiettivi è tornare a destinare risorse al welfare territoriale per aiutare gli enti locali, magari anche superando quei vincoli di patto di stabilità che ci sono stati per anni imposti e che limitano quelle che sono poi le azioni e le esigenze dirette. Quali sono le sue future azioni allora, immediate, a breve, e poi concludiamo? Noi, guardate, di azioni ne stiamo presentando una ogni giorno, nel senso che la grande sfida è quella di affrontare il presente e anche il futuro, ma non con la testa che avevamo 90 giorni fa. Tutta la nostra programmazione amministrativa è stata stravolta da un'emergenza sanitaria che ci ha cambiato la testa, ci ha cambiato le abitudini, ci ha cambiato anche le sensibilità. Ecco che noi ci stiamo ovviamente concentrando molto sul welfare locale, sul sostegno alla famiglia, sul sostegno allo sport e alla scuola, soprattutto per i più giovani, per i bambini, perché a loro va garantito quel percorso di crescita e didattico che è stato forzatamente interrotto. Dobbiamo sostenere la parte economica, quindi le partite IVA e tutti i lavoratori che sono di fatto il tesoro del nostro territorio, ma dobbiamo soprattutto proiettarci in una visione di città sicuramente molto più green, quindi punteremo sulle piste ciclabili, faremo degli interventi per creare delle aree boschive molto importanti, perché punteremo sulla qualità della vita, dell'aria, punteremo sulla cultura e sulla bellezza del nostro territorio, che sono elementi straordinari che, uniti anche a un benessere del cittadino, quindi attraverso appunto il sostegno alle famiglie, il sostegno ai lavoratori, può creare un mix straordinario che ci consentirà di continuare a scalare quella classifica della qualità della vita che oggi ci vede al 9° posto, che però nell'ultimo anno ci ha visto entrare nella top 10. Quindi la volontà nostra è quella di continuare a salire, a scalare questa classifica, perché significa che i servizi li stiamo migliorando, l'assistenza alla persona sta migliorando, lo sport, il benessere. Quindi l'obiettivo nostro è quello di restituire una città migliore di come l'abbiamo ereditata, sotto dei punti di vista che oggi sono diversi a causa del coronavirus, ma che però ci deve ci deve dare la consapevolezza che dobbiamo affrontare questa nuova sfida amministrativa con una testa sicuramente diversa rispetto semplicemente a 90 giorni fa, 3 mesi fa, non 30 anni fa o 90 anni fa. 3 mesi fa le cose erano diverse, oggi è cambiato tutto, però l'abilità degli amministratori sarà quella di adattarsi in modo camaleontico a quella che sarà la nuova sfida del presente e del futuro. Grazie ancora al Sindaco di Treviso, Presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte, e buon lavoro e buona continuazione. Alla prossima. Grazie Sindaco. Grazie a voi e buon lavoro.